Offerte stracciate prestagionali per la vendita di pellet a prezzi vantaggiosi. È nata dall'osservazione degli annunci pubblicati online e sui social network l'operazione Guasta Provvista, condotta dalla Guardia di Finanza di Cittadella, che ha scoperto un mercato imponente di pellet in legno commercializzato illegalmente con marchio di qualità contraffatto. Le prime perquisizioni nel mese di giugno in un esercizio commerciale del Padovano, dove i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato 48.000 kg di pellet di produzione romena privo delle indicazioni previste dalla legge. Il rappresentante legale dell'impresa è stato denunciato alla Procura di Padova per frode nell'esercizio del commercio. Medesima sorte è toccata a due imprenditori bellunesi all'inizio di agosto. Entrambi disponevano di speciali autobotti per l'erogazione a destinazione di pellet sfuso. Le due aziende non erano nell'elenco speciale certificato dall'Associazione Italiana Energie Agroforestali. Le Fiamme Gialle hanno perciò messo i sigilli su 250.000 kg di pellet non certificato, denunciato i due imprenditori e sequestrato le due autobotti utilizzate per il trasporto della merce. Ulteriori perquisizioni sono state eseguite in Veneto, crocevia delle rotte di approvvigionamento dell'ecocombustibile proveniente per lo più dai paesi dell'Est Europa. Complessivamente sotto sequestro sono finite 350 tonnellate di pellet non sicuro e potenzialmente pericoloso per il consumatore.